Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La lettura è immortalità all'indietro, le parole sono di Umberto Eco, il grande semiologo italiano scomparso nel 2016, che ritroveremo in questa puntata di Segnalibro. Ma partiamo con le incursioni nelle biblioteche più belle del mondo, quelle particolari che ci hanno incuriosito. Questa settimana ci fermeremo a Coimbra in Portogallo perché c'è davvero una particolarità. C'è una biblioteca antichissima, 200.000 volumi, pensate, ben tenuta dai pipistrelli. Sì, avete capito bene, cominciamo da qui. La biblioteca joanina presso l'Università di Coimbra in Portogallo è unica al mondo. Per i volumi antichi che possiede? Per le dimensioni? No, perché è protetta dai pipistrelli. Se avessi la possibilità di fare un tour notturno all'interno della biblioteca, probabilmente ti spaventeresti. Di notte, infatti, i pipistrelli che la abitano si muovono e svolazzano liberamente in tutto l'edificio. Ma questo non è visto assolutamente come un problema dai gestori della biblioteca. Come spiegato dallo Smithsonian Institution di Washington, questi piccoli animali notturni svolgono in realtà un ruolo centrale nel preservare i manoscritti. Questo perché i pipistrelli, oltre a non disturbare i visitatori di giorno, si nutrono dei tanti insetti che altrimenti rosicchierebbero la carta dei preziosi libri della biblioteca, alcuni risalenti anche a prima del XIX secolo. La biblioteca joanina è stata costruita prima del 1725, ma non si sa quando i pipistrelli hanno iniziato a popolarla. Secondo i bibliotecari, i primi furono avvistati già a partire dal 1800. L'unico problema legato a questi piccoli intrusi notturni è rappresentato dalle loro feci, che depositano all'interno dell'edificio. Per questo motivo, i bibliotecari, ogni sera, prima della chiusura, ricoprono i preziosi tavoli del 1800 con tessuti di pelle animale e ogni mattina puliscono i pavimenti prima dell'apertura ai visitatori. Quando si comincia a leggere, a scoprire il piacere della lettura, spesso i bambini familiarizzano con le pagine dei libri e sono più attenti degli adulti. Non è un caso che la letteratura per ragazzi vede un fiorire, un grande successo in questo momento. A Cosenza l'iniziativa che va avanti da anni del B-Book Festival coinvolge sempre più scuole, sempre più insegnanti, ma anche genitori, come ci racconta il direttore artistico del festival, che è anche lui uno scrittore di successo, che è Michele D'Ignazio. Il B-Book Festival è arrivato alla sua quinta edizione. Il sottotitolo del festival è Un mondo di arte e letteratura per bambini e ragazzi, quindi è un'occasione di incontro dove interagiscono tante forme d'arte, la lettura prima di tutto, i libri, ma anche la musica, il teatro e laboratori di vario tipo. Però il punto di partenza del festival sono proprio i libri. Noi cerchiamo di avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo della lettura. Buoni motivi per leggere ce ne sono tantissimi, però citando uno degli autori coinvolti, che si chiama Gianluca Caporaso, lui ripete spesso, ha ripetuto spesso, che i racconti rafforzano i legami, e i racconti ovviamente a voce o comunque leggendo un libro, la lettura crea un senso di grande intimità, umanità, è quello il nostro obiettivo. C'è stato ancora una volta, anche per questa edizione, una grandissima partecipazione da parte delle scuole. Sono arrivati da tutta la provincia di Cosenza, ma anche fuori dalla provincia. Cito la scuola primaria di Badolato, ma anche quella di Corigliano, un gruppo di genitori, insegnanti e bambini che è venuto da Tarianova, erano più di 60, quindi si sono fatti un bel viaggio per arrivare fino alla città dei ragazzi di Cosenza, che è il luogo dove appunto si svolge il festival. Sta crescendo di anno in anno la partecipazione e l'entusiasmo,
però siamo consapevoli che c'è ancora molto da fare, quindi continuiamo su questa strada cercando di dare sempre più opportunità di incontro e di cultura ai bambini e ai ragazzi del territorio di Cosenza. Restiamo in Calabria per parlare di poesia, di pensieri che nel corso della vita ci fanno compagnia e poi si decide di racchiuderli in un libro, di condividerli con altro, un sogno realizzato. È il caso di Enzo Esposito, che ha presentato la sua opera proprio qui a Cosenza. Il giornalista Gregorio Corigliano lo ha definito semplice e coinvolgente. Il sogno di una vita è il volume di poesie che Enzo Esposito, ex cancelliere, ha composto in diversi anni, alcune premiate anche in importanti concorsi. Alla presentazione del volume c'erano anche Lucia De Paola e il professor Vincenzo Napolillo. La famiglia, la madre, la religione, la preghiera, il lavoro, il mare sono al centro dei componimenti di Enzo Esposito, che racconta della vita di tutti i giorni e anche del sogno non sempre raggiungibile. Che cos'è il sogno? A mio modestissimo parere è ciò che non si può ottenere nella realtà. I sogni. Ci sono i sogni nel cassetto, ci sono i sogni che si avverano, ci sono i sogni che restano sogni e basta. Ma Enzo Esposito dedica tempo e spazio anche ad un altro tema. Al sorriso, ho fatto un inno al sorriso, che dove non può il sogno, può il sorriso. Eh sì, perché a volte basta anche solo un sorriso per risolvere una situazione drammatica o imbarazzante e cambiare la giornata di una persona. Solo, sono solo senza di te, tutto tace, un deserto è intorno a me. Sei lontana poiché siamo divisi, ma ricordo i fragorosi nostri sorrisi. Solo, sono solo, con niente tra le braccia, tanto ho sperato, tutto ch'io non faccia, nei tuoi ricordi, quando nelle lontananze le ultime a morire sono le speranze. Solo, sono solo, in ansia e aspetto di posar la mia testa sul tuo petto, quasi mi levo in alto, più alto e volo per non restar giammai, giammai più solo. E a Segnalibro ci piace anche curiosare, parlare, farvi conoscere anche le nuove piattaforme che ospitano l'antica scrittura. È il caso dei blog e in questo caso di 8 e 9. Otto e 9 è il blog che ho aperto da circa 3 mesi ed è un'avventura che faccio con me stessa e soprattutto con questa terra in cui ho deciso di ritornare. È un blog in cui si parla di storie positive, di uomini e donne resilienti, di persone che hanno voluto scommettere su se stessi, sulle proprie attività, sulle proprie idee, fino a farcela, nonostante il vento contrario. È un modo di scrivere il blog diverso da quello giornalistico, in quanto emerge molto la mia emotività, il mio punto di vista, il mio coinvolgermi in queste storie che vado a scegliere, vado a trovare negli angoli di questa nostra terra. È sicuramente un modo di essere forti, di allontanare determinati cliché che piovono sulla nostra terra e pensare che veramente ci sono tante persone positive che vogliono diffondere il bello che c'è in tutto il nostro territorio. Quindi 8 e 9 è un modo augurale che faccio a tutti, che faccio a me, ai protagonisti del nostro blog e alla Calabria intera.
E torniamo all'inizio di Segnalibro, al grande Umberto Eco, non solo semiologo ma scrittore di fama internazionale. È stato lui l'ispiratore, ad esempio, del primo corso di DAMS in Italia, è stato lui a introdurre nelle università scienza della comunicazione, una persona, un uomo, un letterato che sapeva guardare lontano. Noi vi offriamo una sua Lectio Magistralis tenuta in occasione del Salone del Libro nel 2011 e sentirete forse un'affermazione un po' diversa dal solito. Lui dice, rispetto al libro più famoso che è Il nome della rosa, dice testualmente: io odio quel testo. Uno degli aforismi del grande Stanislav Lec è: non aspettatevi troppo dalla fine del mondo. Lo trovo molto bello. E non aspettatevi, malgrado le colonnine messe fuori, che io vi parli troppo del nome della rosa, perché io odio questo libro e spero che anche voi lo odiate. Di romanzi ne ho scritti 6, gli ultimi 5 sono naturalmente migliori, ma per la legge di Gresham quello che rimane più famoso è sempre il primo. I miei romanzi sono nati tutti da un'idea seminale, che era poco più di un'immagine, che mi ha preso e mi ha fatto venire voglia di andare avanti. Basta che tu scelga un personaggio o una situazione e lo metti lì, dopodiché ti puoi sedere in poltrona e limarti le unghie. Il personaggio va avanti per conto suo. Nel mio ultimo libro mi sono messo in mente che il mio personaggio Simonini dovesse frequentare l'ambiente di Charcot, alla Salpêtrière. Perché? Perché mi piaceva andare a vedere cosa succedeva alla Salpêtrière. Mi sono comprato tutti i libri, ho letto le cose di Charcot. Detto questo, voi capite come sono stupide le domande del tipo: come scrivi? Inizia con degli appunti, stende subito il primo, l'ultimo capitolo, scrive a penna, matita, macchina o al computer. Dipende dal conflitto tra la volontà dei personaggi e la forza delle costrizioni. E quindi la tristezza comincia quando il romanzo è finito e si va in giro per passare il tempo a raccontare bagatelle, come mi accade oggi. Anche per questo appuntamento vogliamo soffermarci sugli audiolibri e sulle fiabe, un'idea che è di Luca Chito ma che riscuote consenso e che ci piace sposare in toto. In una piccola casa vicino al bosco vivevano tanto tempo fa un taglialegna, sua moglie e i loro 7 figlioli. Erano molto poveri. L'ultimo nato si chiamava Pollicino, perché alla nascita era grande proprio come un dito pollice. I genitori pensavano che fosse un po' tonto, perché Pollicino amava arrampicarsi sugli alberi e non litigava mai con i suoi fratelli, ma in realtà era un bambino attento e giudizioso. Una sera il taglialegna confidò a sua moglie che era diventato così povero che l'indomani avrebbe abbandonato i loro 7 figli nel bosco. Moglie mia, non ci è rimasto più niente. Se li teniamo con noi, i bambini moriranno di fame. Nel bosco, invece, qualche contadino si prenderà cura di loro. Pollicino, che era il più piccolo ma anche il più furbo dei suoi fratelli, udì quelle parole e più tardi, quando fu sicuro che in casa tutti dormissero, uscì verso il fiume a raccogliere tante pietruzze bianche fino a riempirne tutte le sue tasche. Il mattino seguente la famiglia si mise in marcia nel bosco. Dopo diverse ore di cammino, il taglialegna chiese ai suoi figli di aiutarlo a raccogliere un po' di arbusti. Così, mentre i bambini si sparpagliavano intorno, il taglialegna e la moglie si allontanarono in silenzio e tornarono a casa. Quando i bambini si accorsero di essere stati abbandonati, si misero a piangere perché nessuno conosceva la via del ritorno, ma
Pollicino li rincuorò subito. Fratellini, non piangete. Vedete questi sassolini bianchi? Li ho seminati lungo tutto il sentiero. Ora basta seguirli per tornare a casa sani e salvi, prima che scenda la notte. Così facendo, i bambini fecero ritorno a casa e per qualche tempo l'atmosfera tornò serena. Un giorno però il babbo, di fronte alla miseria in cui vedeva costretti a vivere i suoi figli, decise di nuovo di abbandonare i bambini nel bosco. Pollicino ancora una volta udì quei discorsi e decise di andare a riempirsi le tasche con le pietruzze bianche. Ma quella notte la porta di casa era chiusa con un grosso lucchetto. Così l'indomani mattina, prima di incamminarsi con i genitori nel bosco... Come sempre chiudiamo con la classifica dei libri più venduti della settimana. Al 10° posto questa settimana il saggio The Game di Alessandro Baricco, edito da Einaudi, pagine di un viaggio nell'era moderna attraverso oggetti diversi dal passato, strumenti di quella rivoluzione tecnologica che ha portato, sostiene l'autore, ad un'insurrezione mentale. I pionieri di Internet si aspettavano questo risultato? La risposta la troverete leggendo. 9° posto per Serotonina di Michel Houellebecq, edito da La nave di Teseo. Protagonista è un uomo che ha conosciuto la felicità e la fine della felicità. Il 46enne funzionario del Ministero dell'Agricoltura vive in un brutto appartamento a Parigi, un romanzo intriso di ironia amara. All'8° posto il nuovo libro di Matteo Renzi, Un'altra strada, idee per l'Italia di domani, edito da Feltrinelli, pagine in cui l'autore, con chiarezza e senza sconti, dà forma a una nuova narrazione dell'avvenire, fermamente convinto che se l'Italia fa l'Italia non ce n'è per nessuno. Al 7° posto Rien ne va plus di Antonio Manzini, edito da Sellerio, nuovo capitolo sul vicequestore Rocco Schiavone, alle prese con la scomparsa di un portavalori carico di 3 milioni di euro. La personalità del vicequestore cinico, ma con una umanità insospettabile, conquista i lettori. 6° posto per Mantieni il bacio, lezioni brevi sull'amore di Massimo Recalcati, edito da Feltrinelli. Le domande di sempre sull'amore: dura per sempre? Cosa accade quando una storia finisce? È possibile il perdono? Le risposte in 7 brevi lezioni. Massimo Recalcati scandaglia tutti questi interrogativi e offre ai suoi lettori i testi del programma televisivo Lessico amoroso. Conquista una posizione e si piazza al 5° posto Conversazione su Tiresia di Andrea Camilleri, edito da Sellerio. Indossando i panni di Tiresia, Camilleri, con la potenza del mito e la forza della sua narrazione, conferma l'incrollabile passione per il teatro, la formidabile cultura e ci regala un'opera unica, preziosa. Resta saldamente al 4° posto La ragazza della luna di Lucinda Riley, edito da Giunti, 5° episodio della saga delle 7 sorelle, l'avventura di Tiggy a caccia delle sue origini, l'incontro con strani personaggi, scrittura incalzante in una contaminazione di storia e fantasy. 3° posto per Gianrico Carofiglio con La versione di Fenoglio, edito da Einaudi, pagine in cui si narra dell'incontro fra un ragazzo e un anziano investigatore, un intreccio di racconti polizieschi e al tempo stesso un sorprendente manuale sull'arte dell'investigazione. Conquista il 2° posto questa settimana L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, edito da Feltrinelli, un romanzo definito profondo e coraggioso sull'abbandono, che è il dolore più profondo con cui tutti prima o poi dobbiamo fare i conti, ma che può rivelarsi una grande occasione per ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Al 1° posto il nuovo libro di Maurizio De Giovanni, Le parole di Sara, edito da Rizzoli. L'amore, le conseguenze e 2 donne al centro della storia, Sara Morozzi e Teresa Pandolfi, diverse come il giorno e la notte, sono cresciute insieme, colleghe, amiche, avversarie leali presso una delle più segrete unità dei servizi. Per amore, Sara ha rinunciato a tutto, mentre Teresa ha conquistato i vertici dell'unità.
una storia avvincente. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è alla prossima settimana.